Va ora in onda l'inviato speciale. Campionato nazionale dilettanti a cura di Renato Scanu con Ugo Bulgarelli. Interviste in diretta e commenti in vista del prossimo campionato di Serie D a carattere nazionale con protagonista il Carbonia Calcio 1939. Produzione media @ Sport Italia TV Publimedia Communications, in collaborazione con Radio Luna. È partita la campagna di rafforzamento per quanto riguarda il Carbonia Calcio, molto attivo il direttore sportivo colombino. In porta è arrivato Werther Carboni, portiere sassarese, classe 96, cresciuto nelle giovanili del Cagliari con presenza in Serie C tra Olbia e Lumezzane e in Serie D con la Nuorese. Nelle ultime 2 stagioni ha vestito la maglia di Tortoli e San Marco in eccellenza. In difesa c'è Matteo Bagaglini, centrale classe 1992, dal fisico imponente, alto 1,88 cm, conosciuto dal tecnico Mariotti per averlo avuto già alla Nuorese nel 2015-2016 e che nella categoria ha maturato diverse esperienze con Angolana, Cinzia, Fiorenzuola, Alto Vicentino, Vastese, San Nicolò e Axis Zola, dopo aver giocato 36 gare in Serie C con Celano, Martina e Chieti. Sulla fascia destra potrà fare le solite scorribande Marco Russu, esterno classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari fino alla primavera per poi esordire in Serie C nel 2014-15 con il Como, 6 presenze e una vittoria di campionato. Nel 2015-2016 ancora in Serie C con il Lumezzane, 28 presenze. L'anno successivo inizia la stagione nell'Olbia e poi passa al Melfi, 12 presenze in tutto. Nel 2017-18 inizia con l'Arzachena e a gennaio finisce alla Lucchese. Nelle ultime 2 stagioni Russu passa nei dilettanti, prima in eccellenza con la maglia della Nuorese, vittoria della Coppa Italia e finale playoff, e poi con la Torres di Mariotti, 24 partite e un gol all'attivo. Il centrocampo si avvarrà delle prestazioni di Cristian Palombi, classe 1998, cresciuto nelle giovanili della Roma e con esperienza fatta nel girone G, vestendo le maglie di Monterosi, Castino e Vis Artena. Il centro dell'attacco invece sarà occupato da Ador Giuci, centravanti classe 1998, cresciuto nelle giovanili di Regina e Torino e che Mariotti ha avuto nelle esperienze fatte con Monterosi e Torres. Infine il direttore sportivo del Carbonia Calcio Andrea Colombino ha chiuso la trattativa per le prestazioni sportive di Lorenzo Costa, difensore mancino classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Novara, ha maturato più campionati in Serie D con Castiadas e Lanusei. Prestissimo, nelle prossime ore ci saranno nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il mercato del Carbonia Calcio.